questa è una battaglia di civiltà, perché credo che oggi ci sono margini di manovra in tante altre direzioni e gli ultimi, credo che i servizi, come ho detto prima, sono gli ultimi, i servizi alle famiglie, la disabilità sono gli ultimi da toccare, ma questa purtroppo è una norma che è stata scritta e sancita, che viene spesso elusa dai comportamenti delle singole ULSS. Capisco quando c'è da fare, quando si trova l'alibi, mancano risorse per non togliere qualcuno dai servizi, quindi facciamo compartecipare anche gli altri. Io credo che la compartecipazione deve partire dall'alto, ripeto. La manovra che ho fatto, che prevede appunto la riduzione degli apparati, del numero di strutture, quindi avremo immobili vuoti da mettere in vendita, avremo tante risorse da liberare, serve appunto per evitare che in questo momento di difficoltà, di che non si esce a questo stato di crisi, non ci si trovi l'alibi per tagliare sulle persone più deboli. Io dico, dobbiamo tagliare bene, cominciamo dall'alto. Stipendi, pensioni d'oro da tagliare. Guardate, abbiamo fatto perfino delle proposte difficili, perché quando si parla di tagli uno può dire vabbè, tagliamo un po' di qua, tagliamo un po' di là. Quando si parla di entrate bisogna avere il coraggio di dire ma da dove oltre ai tagli tiriamo su un po' di risorse? Dove le prendiamo? Allora c'è un modo semplicissimo, praticabile, subito, immediato, ed è quello di aumentare l'addizionale IRPEF per i redditi alti e altissimi. Questo è semplicissimo, bisogna avere il coraggio di dire questo e di farlo. È ovvio che tanti preferiscono non prendere in considerazione la proposta, ma siamo andati lì a fargli questa proposta, a dirgli che magari saranno 4 soldi sporchi, maledetti e subito, ma 4 lo sono. Quindi se ascoltassero anche un po' le proposte che facciamo, probabilmente qualche soluzione parziale sicuramente la si troverebbe. Siamo in una situazione straordinaria, bisogna adottare politiche straordinarie. Almeno si vede quello che parla. Perché abbiamo bisogno di servizi sociali. Sulla sanità in cui rientra tra l'altro nella Regione Veneto la spesa per il fondo per la non autosufficienza, dobbiamo dire una cosa, che qui ci mangiano in troppi sulla sanità. La rete ospedaliera del Veneto va rimodificata. La questione è la stessa regione che ha detto 6 mesi fa, nel luglio del 2012, che le ULSS si devono ridurre, ma sono ancora 21, sono lì, sono tutte lì presenti e i direttori generali sono ancora 21 e intorno a questi direttori c'è una pletora di dirigenti incredibili. Allora ci sono modi concreti di risparmiare anche sulle spese sanitarie. Questo dobbiamo dirglielo in ogni modo, perché dalla sanità possono essere spostati fondi per il sociale, si può migliorare l'insieme delle cose, il problema è avere il coraggio di tagliare le clientele. Guardate, vi faccio un ultimo esempio, sul Sole 24 Ore, non potrà più fonte attendibile di questa, chiamiamolo, fanno un'inchiesta, un giornalista fa un'inchiesta sulle regioni e arriva anche a fare un'inchiesta sul Veneto. Il Veneto, viene fuori che il Veneto è quello che ha fatto il maggior numero di consulenze, che ha speso una cifra colossale in consulenze di tutti i tipi. La giunta continuava a fare consulenze per questo, consulenze per quello, e quindi incarichi a studi, a professionisti per fare il famoso approfondimento, il famoso studio, soldi che sono stati senza altro ritorno, che sono stati spesi a gogo, e anche il Consiglio. Quindi, ed è un'inchiesta giornalistica che mette in evidenza quello che tanti sanno, che qualcuno sussurra, ma che apertamente in questa regione non veniva mai detto. Allora ci sono spese colossali che possono essere tagliate da subito, che li azzerino. La regione ha tanto di quel personale, è anche preparato, che non ha la necessità di ricorrere a consulenze, le fa in casa sua le cose, le può fare tranquillamente, quindi, e possono quindi risparmiare un sacco di finanziamenti
che invece vengono spesi in quella direzione. Allora, vuol dire che c'è la possibilità di recuperare le risorse per i servizi sociali, c'è, e bisogna, come dire, spingere perché questo diventi la politica che la Regione, che il Consiglio regionale deve, e da parte nostra cerchiamo di obbligarlo, no, ad affrontare. Devono affrontare questi problemi, finché non lo faranno difficilmente risolveremo i nostri. Quello che oggi abbiamo fatto, guardate, è straordinario, sembra che ci si trovi in poco qui, in realtà l'abbiamo organizzata da sabato mattina ad oggi e l'abbiamo fatta oggi perché domani pioverà. L'abbiamo veramente scelta oggi sapendo che domani pioverà. Ecco. Quindi, ma passare questi ponti con le carrozzine non è facile, vero? E abbiamo dovuto attraversare i ponti, tirare su le carrozzine, su e giù. Quindi, quando persone si impegnano in questo senso vuol dire che c'è una crescita di coscienza da parte nostra, di coloro che vivono le condizioni di disabilità, che prima non era tale. Oggi ci sono sempre più persone che partecipano alle iniziative, che manifestano le loro preoccupazioni, ma anche che propongono, fanno proposte, che chiedono, rivendicano, hanno, come diceva Lavezzo prima, la coscienza dei propri diritti. E quindi se ragioniamo in termini di diritti probabilmente riusciamo a capire che dobbiamo muoverci in un certo modo per ottenerli, per pretenderli perfino. Sono risposte obbligate che devono darci, e se non ce le danno dobbiamo insistere, continuamente insistere finché questa risposta verrà data. Sono diritti costituzionali, perfino internazionali, e sono diritti umani, e ai diritti umani bisogna dare una risposta obbligata. La nostra delegazione oggi aveva il significato di ricordare a chi comincia a discutere il bilancio che ci siamo anche noi e che dovrebbero tenere in prima considerazione proprio le persone che oggi sono venute a manifestare, perché esprimono il bisogno più grande, la necessità di assistenza, perché non sono in grado di fare da sole e devono essere sostenute con i mezzi adeguati. Per avere i servizi adeguati 25 andiamo tutti. Per i servizi adeguati ci servono i finanziamenti e siamo qui per cercare di ottenerli. Sì, dai, ci vengo, puoi passare.